Anna Alba stamani nel corso della sua conferenza stampa ha confermato di aver rassegnato le dimissioni. Per il sindaco della città di Favara, a suo dire, lei stessa è considerata il male da schiacciare, di tutto per il suo paese, con diverse pressioni arrivate da più parti. Insomma, si è creata un'area irrespirabile, la strumentalizzazione di natura politica, una campagna elettorale in vista, non tanto quella per il comune di Favara, a detta del sindaco, che interessa a poche persone, bensì quella regionale che fa gol a tanti, fatto che sta mediando in maniera negativa per la collettività favarese, al di fuori del mio controllo. Perciò ritengo di fare un passo indietro utile a tutti. Mali antichi quelli di Favara, come le irrisolte problematiche relative all'acqua, ai rifiuti, ai lavoratori precari e non stabilizzati, che il sindaco purtroppo non è riuscito a risolvere. Poi un attacco al parlamentare regionale favarese di 5 Stelle. Il primo cittadino, Anna Alba, in questi ultimi periodi si è sentita abbandonata dallo Stato, dalla politica, dal Movimento 5 Stelle, con il quale è stato eletto a sindaco. Parole forti, insomma, nei confronti anche dell'onorevole favarese Di Caro. Era, penso, un atto dovuto quando poi si viene considerati il male da schiacciare, lo dico veramente con tanta umiltà, è giusto farsi da parte. Abbiamo avuto diverse pressioni, è un'area veramente insostenibile che non ci permette di avere la chiave di volta. La strumentalizzazione purtroppo di natura politica è una campagna elettorale in vista e non mi riferisco assolutamente alle amministrative, perché veramente penso ci siano pochi soggetti politici interessati al comune di Favara, ma bensì la campagna elettorale regionale che fa veramente gola a tanti, sta mediando in maniera molto negativa sulla comunità, ed è una cosa che va al di fuori del mio controllo, e tutto ciò che non può essere controllato e gestito in una comunità, allora penso sia corretto in maniera molto umile fare un passo indietro. Se vengo considerata il male da annientare, io chiedo veramente scusa alla mia città, le abbiamo veramente provate tutte e io lavorerò fino all'ultimo giorno da sindaco, perché credo sia giusto dare dignità a questa comunità che giorno dopo giorno sprofonda dai rifiuti. Io ieri con amarezza sono stata accolta da un applauso da parte dei precari, perché ritengono che subito dopo le mie dimissioni possano essere stabilizzati, cosa dico, non so quale soggetto politico sia così pazzo da poter fare una promessa del genere, ma il tempo è galantuomo e mi darà ragione. Così come i netturbini che avrebbero ricominciato subito a lavorare, come se io trattenessi in ostaggio le somme del comune per non pagare i rifiuti. È un sistema che veramente va male. Purtroppo quando la politica peggiora di gran lunga le cose, si arriva anche a essere stanchi, a perdere la propria serenità, e non c'è cosa peggiore di questo. Proprio per questo, nel rispetto della mia persona e soprattutto della mia famiglia, credo sia stato corretto fare un atto del genere. Può essere criticato, può essere condiviso, può essere anche oggetto a critiche, ma questa è la mia decisione. Io credo che lo Stato doveva essere molto più presente all'interno delle istituzioni. Credo che anche la Regione, la parte politica, non doveva limitarsi a criticare delle bandiere lacerate, ma a chiedere ai sindaci cosa avete bisogno. I sindaci ormai siamo troppo esposti a troppi rischi, a troppe responsabilità, a troppe incombenze, ed è veramente massacrante lavorare in questi termini.